Al 31 agosto 2021 i dati a Cornedo, i nuovi nati sono 70 rispetto ai 45 nati al 31 agosto 2020. Da gennaio ad agosto dunque è stato un vero e proprio fiorire di fiocchi rosei e azzurri nella cittadina, tanto da poter parlare di un vero e proprio boom di nascite a Cornedo. Una notizia positiva, a sorpresa, che l'ufficio anagrafe ha rilevato evidenziando un netto aumento delle nascite dal 2021 rispetto al 2020, un dato più che incoraggiante che pone Cornedo in rapporto alla popolazione fra i comuni nei quali si sono registrate più nascite in provincia di Vicenza. Un fatto non casuale, ne è convinto il primo cittadino, ma frutto di un'attiva politica per le famiglie. È un paese dove dove viene offerto un servizio welfare molto importante alle famiglie, soprattutto alle famiglie numerose. Servizi mirati in aiuto e supporto delle famiglie e coppie di giovani. Del bonus bebè alla baby card che viene erogata alla nascita del bambino, attraverso la quale si possono avere delle scontistiche sugli acquisti per i bambini, e i contributi alle famiglie per quanto riguarda il buono alimentare. Un comune in crescita demografica posto al centro della Valle del Lagno, ricco di complessi sportivi e con scuole materne e nido comunale. Un paese dove si vive bene e dove le giovani coppie scelgono di insediarsi per il proprio futuro e per quello dei propri figli.